Amici bellini, eccoci qua. Analisi tattica che mi sarei anche potuto risparmiare per domani, sai, tipo adesso ci sono poche partite, uno poi magari vuole speculare, fa un video al giorno, così l'algoritmo così, invece no, deve essere di martedì, perché è proprio oggi martedì, e quindi come da tradizione, anche perché mi piace mantenere le cose, la continuità è la cosa più importante nel calcio come nella vita, è la cosa più importante. Scusate, si sta distruggendo un attimo la situazione del microfono. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Insomma ragazzi, come vi dicevo, è importante la continuità, quindi mi piace l'idea di fare sempre, quando è possibile, quando l'hardcore non si mette di mezzo, l'analisi post partita delle parole di Spalletti più il video a parte dell'analisi tattica, dove facciamo ovviamente la vagnetta. Con un Ambrabam passiamo da questa zona qui, dove vediamo un pochino le prestazioni individuali. Lo sapete, io non amo dare i numeri, ma a chi piace sapere le mie pagelle, sotto in descrizione trovate sempre il link per fan rating, dove potete iscrivervi a una web app, quindi potete stare iscritti, così dare i vostri voti, partecipare, giocare, vincere dei premi, e sentite anche dei video che non vengono postati qui sul canale, dove io faccio un riassunto di questa analisi tattica, dando anche dei voti, delle sorte di pagelle che io non amo, che però, lo sapete, giustifico sempre da una serie di discorsi. Fa caldo a New York, non è vero, comincia a far freddo, e vuol dire che però poi si accendono i riscaldamenti. Se si accendono i riscaldamenti in casa, che vuol dire che poi si suda, si suda, diceva Totò, faceva così, no? Si suda. Ma il discorso del cambio del tempo, credetemi, è uno spunto tecnico-tattico per il Napoli, perché ho un dubbietto su Fabian e adesso ve lo spiego, ma andiamo per ordine, bisogna sempre andare per ordine. Ripeschiamo le bollette delle occasioni che abbiamo visto in campo. Ovviamente abbiamo visto l'XG del Napoli e non è altissimo questa volta, purtroppo, lo ripetiamo per completezza, 0,80, anche perché le occasioni, per esempio quelle clamorose dei due pali, dei due legni, quella colpita da Osimhen è considerata 0,15 se non sbaglio, 0,13, 0,05 è l'occasione di Mertens, perché sono occasioni difficili. Quella di Osimhen, lui era tra tre avversari, insomma, girato di spalle, quindi non è occasione clamorosa è invece l'occasione di Barak nel secondo tempo. Però anche su quella lì io ho uno screenshot che ci dimostra che in realtà, se poi andate a vedere quell'azione, e ve la faccio vedere bene così, alzando un pochino, sul momento del lancio, che credo sia Faraoni, che di sinistro alla Politano lancia diretto verso Simeone, io direi che Simeone è in fuorigioco. Poi l'azione si sviluppa, ovviamente il guardalinee lascia correre, e qui avvengono due cose in questa azione che ricordo a memoria, e voi vi fidate di me, vi potete andare a rivedere gli highlights ovviamente. Rachmani segue Simeone, lo controlla, Juan Jesus si fa trarre dal pallone e quindi va a raddoppio insieme a Rachmani, di conseguenza Barak può inserirsi, Simeone gli dà il pallone, Barak si mangia il gol, la tira piano verso Spina che la para bene a terra. Quel gol sarebbe comunque stato annullato, voglio sperare, dall'intervento del VAR sul fuorigioco, perché se nemmeno i fuorigioco cominciamo a chiamarli. Però resta da sottolineare nell'arbitraggio, nonostante fa bene Spalletti a darci la lezione di niente alibi, nel primo tempo chiamano un fuorigioco ad Osimhen e fermano un'azione in aria pericolosa, proprio fa con la mano così, fuorigioco Osimhen era in gioco di 2 metri, quindi nel dubbio, signora Gualdalini, è giusto non fischiare, come nel caso di Simeone, non ci doveva essere dubbio, si vede abbastanza d'occhio nudo, ma con Osimhen avete preferito fischiare, quindi niente alibi, ma non siamo fessi. La soluzione poi è questa, niente alibi, Spalletti non si nello spogliatoio deve convincere i giocatori, dovete essere più forti. Maradona contro la Fiorentina, non giochiamo solo contro la Fiorentina, non giochiamo solo contro l'Inter, giochiamo contro tutti. Maradona
Maradona Game, la maglia di Maradona addosso da onorare con prestazioni più alte, niente alibi, l'arbitro è scarso, ti punisce, ti penalizza, devi essere più forte perché ce l'hai e lo hai dimostrato con il Leicester di averlo, hai dimostrato con la Juve, con le altre squadre. Napoli adesso dovrà dimostrarlo bene con gli altri scontri diretti. Se il Napoli è veramente la squadra più forte dell'era De Laurentiis, lo deve dimostrare anche contro gli arbitri. E questo è il messaggio che ci sta dando Spalletti. Speriamo di raccoglierlo un po' tutti. Io per primo, in secondis anche i giocatori. Altri screenshot che dobbiamo vedere, ovviamente adesso ce li snoccioliamo. La prima occasione è però di Caprari. Caprari Ospina para a terra in un tempo e poi c'è anche un tap-in non so di chi, probabilmente Simeone o Barak lì stesso, credo Simeone, che la lancia poi in curva e quindi la prima occasione è loro e poi arriva il gol di Simeone che possiamo vedere con screenshot per essere proprio precisi, ragazzi, precisissimi. Una delle cose che va sottolineata, come vedete in alto lì c'è Anguissa con una marcatura molto larga su Barak. E qui la mia sensazione è che Anguissa voleva evitare a tutti i costi un cartellino giallo che avrebbe fatto poi saltare la prossima partita contro l'Inter. Non so se gli è stato detto anche dall'entourage, ma insomma lascia la marcatura a Barak all'unico Mario Rui. Ovviamente guardate come è lontano Juan Jesus, e che significa che Juan Jesus, che ha fatto una buona partita, non è Koulibaly. Fa anche bene forse a non farsi attrarre, ma se vedete bene all'interno dell'area di rigore c'è Rachmani che può controllare e c'è anche Di Lorenzo che sta aiutando. Vedete il 99, vedete l'altro giocatore che si sta inserendo. Politano ha fatto una buona diagonale sul numero 10, di conseguenza Juan Jesus avrebbe potuto aiutare, non lo ha fatto Anguissa, non lo ha fatto Juan Jesus. Mario Rui è colpevole di squagliarsi sul secondo dribbling di Barak, non c'è dubbio, quindi parte da queste situazioni il gol del Verona. Vediamo il secondo screenshot dove sul passaggio poi di Barak, dove Juan Jesus cerca di mettere una pezza, Rachmani è anche vicino a Simeone a tutti gli effetti, come vedete bene. E purtroppo anche da questo screenshot si vede che avrebbe potuto intervenire magari col sinistro, invece cerca di mettersi davanti quasi a proteggere, ma lo anticipa Simeone con una zampata. Bravo lui anche, senza dubbio. Andiamo a vedere un altro screenshot. Che è questo qui, dove voglio sottolineare l'abilità in questo caso di Rachmani, proprio, che si riabilita leggermente dalla situazione precedente. Su questo calcio di punizione di Insigne Rachmani ci crede e riesce a fare questo colpo di testa all'indietro verso la porta avversaria, che poi finirà tra i piedi di Fabian, quindi tra due giocatori la meglio Rachmani. Il pallone finisce tra i piedi di Fabian Ruiz che con sveltezza, questa è la notizia, non è poi così lento sempre, con sveltezza la mette a terra e passa la palla nel filtrante per Di Lorenzo, che farà un bel gol di potenza che fregherà Montipò. Andiamo a vedere un altro screenshot che ho preparato. È la cosa che adoro di più al mondo, è quando Politano fa il cross di destro che non è mai prevedibile, e questa è l'occasione per il palo di Osimhen che in un fazzoletto, ma non di ma si gira in un attimo, contornato da tre avversari, trova anche un sinistro a giro che però si stampa sul palo. Altro screenshot da far vedere è questa situazione qua, e l'abbiamo vista, quindi sarebbe stato fuori gioco il gol eventuale di Barak. E un altro screenshot secondo me va fatto vedere, che è questo qui. Sei minuti di recupero, al 95esimo e 0-3 l'arbitro fischia alla fine, non è successo niente. Ora mi potrete dire quello che volete, ma perché? Perché quando poi ci sono state due espulsioni leggere, inventate, sbagliate, non è vero, quella di Bessa era proprio giustissima, tra l'altro i due giocatori entrati nel secondo tempo che si fanno doppiamente ammonire nel giro di poco tempo, quella di Kalinic esageratissima, sia il primo giallo esagerato probabilmente su Rachmani, il secondo giallo addirittura a Mario Rui se lo va a cercare lui il contatto
voglio esagerare, Mario Rui accentua il colpo preso, simula, lo dico proprio tranquillamente, le simulazioni non le sopporto anche quando arrivano da noi. Mario Rui fa così, determina l'espulsione di Kalinic, che è un contentino per i fessi, perché poi queste due espulsioni che tu le fai al 90esimo, che cosa mi hai cambiato? Proprio niente, tu dovevi fischiare i falli che hai fischiato al contrario nel primo tempo, assolutamente. Quindi questa è un'altra beffa che io, tifoso del Napoli, sottolineo. Spalletti non lo vuole fare, speriamo che abbia ragione Spalletti, non so che altro dirvi. Ospina incolpevolet ma non è vero, anzi, vabbè, chiaramente incolpevole sul gol, ma merita secondo me un voto alto. I voti li vedete su Fan Rating, perché comunque sta lì e le parate che deve fare le fa, e in questo caso con gli XG alti del Verona Ospina è il protagonista. Di Lorenzo, l'uomo bionico, si meritava anche il gol per quello che sta facendo, buona partita. Arriva anche il gol per lui, che è una buona soddisfazione personale sotto la curva che si comincia a riempire. Rachmani, come abbiamo visto, qualcosa l'ha concessa, anche il cartellino giallo che si prende è proprio quella frazione di secondo in cui tu ti stai liberando del pallone, però Simeone ti anticipa, e come ti ha anticipato per il gol lo ha anticipato nella metà campo e si prende un cartellino giallo. Purtroppo aumentano i cartellini gialli, ragazzi, in difesa siamo proprio contatissimi. Juan Jesus mi ha fatto piacere la sua prestazione generale, l'abbiamo sottolineata quella cosa che si è fatto attrarre un pochino dal pallone, oppure non ha aiutato nel raddoppio. Vedi, una volta poteva magari andare al raddoppio su Mario Rui, una volta potevi lasciare Rachmani da solo e seguire Barak, ma queste poi sono discussioni che io faccio col senno del poi, io sono ritulsa triste, no? Ha fatto una buona partita Juan Jesus e poi era uno che veniva chiamato a dimostrare, perché quando l'abbiamo comprato ci siamo chiesti in giro dai romanisti e gli interisti, hanno fatto un quadro nero. Juan Jesus si è dimostrato un buon rincalzo. Mario Rui purtroppo quella cosa se la porta addosso. Insisto, sono robot? No. Sta overperformando per tutta la stagione? Sì. Capita la partita in cui sei un pochino meno lucido e brillante? Sì. Ce l'hai Gulam? No. Gastroenterite. Alle volte serve pure un po' di mazzo, ma avrebbe giocato lui comunque, perché sappiamo che Gulam non è pronto. Su Anghissà e su Fabian, qualche palla in appoggio l'ha sbagliata e quindi la noti di più, perché Fabian ha fatto un inizio di campionato straordinario e quindi dove era praticamente perfetto. Questa volta qualcosa l'ha pagata. Mi è continuato a piacere però in fase difensiva, si è fatto trovare bene in alcuni punti dove ha messo una pezza, quindi in fase difensiva ancora bene, in fase di impostazione non tanto, ma ovviamente è stato anche sollecitato meno proprio per quel discorso degli 1-2 che ci ha fatto Spalletti, dove ci venivano a placcare, a pressare e a placcare prima di poter sviluppare il gioco. Stesso dicasi per Anghissà, bene in molte cose, ma secondo me ha giocato un pochino con il freno a mano tirato. Idem freno a mano tirato si può parlare per Zielinski. L'ho visto cercare di stare nel vivo del gioco nel primo tempo, ma non ha ancora quello spunto che ci ha fatto vedere l'anno scorso, dove saltava l'uomo. Ecco, quello che sta mancando, e me lo dice bene anche il mio amico Salvatore Pengue del Caffè Napoli 1926 di Facebook e di Instagram, e lo fa notare anche Antonio Gaido, e lo fanno notare chi sta guardando le partite del Napoli. Stanno mancando questi tre signori qua. Chi siano, Lozano, Politano, Zielinski o Elmas, Insigne, un ass ha giocato di meno, ma insomma i trequartisti stanno venendo un pochino meno, e Spalletti si deve chiedere se si può fare meglio e introdurli meglio nella manovra, oppure se stanno proprio underperformando loro per motivi diversi, e ognuno avrà un motivo diverso. Ovviamente Zielinski non ci sta ancora garantendo quello che ci ha garantito l'anno scorso con Gattuso. Politano a me non è nemmeno dispiaciuto nel primo tempo, degli spunti li ha avuti. Lozano quando entra ha un'occasione ma la spara alle stelle. Elmas entra al posto di Zielinski, ma poi ce lo ritroveremo qui quando entrerà Mertens in questa zona, e Elmas a me non è dispiaciuto, secondo me è entrato anche bene, si prende il fallo che poi porta all'espulsione di Bessa. Siamo sempre molto critici con Elmas, secondo me ha fatto quello che doveva fare, anche per un ass pochissimo tempo. Un ass finirà qui con Lozano spostato da questa parte, ha toccato pochissimi palloni anche Lozano,
Lozano. Perché Spalletti ci dice cambi troppo tardi? Perché tutti questi giocatori che sono entrati ovviamente non hanno avuto manco il tempo, con un tempo effettivo così basso di gioco, con azioni spezzettate, non c'è stato manco il tempo di cambiarla la partita in corsa. Entra pure Petagna veramente per pochi secondi, anche se nel forcing finale Mertens un po' di scompiglio l'aveva creato. Insomma, possiamo andare poi a fare il ricapitolo, lo abbiamo fatto, insomma no, ci siamo fermati al gol di Simeone, c'è stato il tiro di Lorenzo Insigne alto su passaggio di Zielinski, era un rigore in movimento, purtroppo l'ha tirata alta, il gol di Di Lorenzo molto bene, poi c'è stata l'occasione di Politano di testa sul solito taglio di Insigne, pare che la palla fosse uscita prima che Montipò la parasse. Poi c'è un tiro di Barak stoppato da Rachmani, quindi nella partita di Rachmani ci mettiamo anche comunque un tiro stoppato che stava finendo in porta. Poi c'è stato un altro tiro stoppato anche da Juan Jesus, quindi i centrali difensivi si sono comportati abbastanza bene alla fine, se facciamo un discorso complessivo. Il tiro di Insigne di sinistro al volo per me grida vendetta, ma gliel'avrebbero annullato perché era in fuorigioco, vale il discorso per Barak, però bello, hai capito, doppio colpo col ginocchio, con la coscia, e si gira al volo di sinistro, cosa che ci fa vedere poche volte. Poi c'è il palo di Osimhen nel primo tempo. Il secondo tempo pochissima roba, la punizione di Insigne che era più un passaggio al centro che però mette in difficoltà Montipò, Lozano di sinistro altissimo, Barak parato e l'abbiamo visto, e poi c'è il Mertens di palo, Signori miei, il Napoli deve welcomare questo pareggio. Io in conclusione voglio dire questa cosa qui, perché noi facciamo l'analisi, va bene, e sappiamo che il Napoli poteva fare di più, perché ce l'ha detto anche Spalletti. Sicuramente fare di più poteva significare fare un filotto incredibile di tutte queste partite dove pareggiavi solo con la Roma. Non è proprio statisticamente possibile che il Napoli le vinca tutte. Stiamo scoprendo una serie di cose dove si può migliorare. La costruzione dal basso, ce l'ha detto Spalletti, i trequartisti, ve lo sto dicendo io, Insigne 35 tiri, 0 gol, è un problema, devi vedere di più la porta, devono arrivare i gol di Lozano che ci stanno mancando, più gol da Zielinski, Elmas dovrà entrare più nelle rotazioni e dovremo vedere sicuramente di più minuti per un asse e per Mertens, e io a fine video questa cosa la dico, proprio perché io sono un fan di Insigne che devo difendere sempre Insigne, assolutamente no, dico le cose buone che ci stanno. Il Napoli senza Insigne la manovra è più macchinosa, quindi al Napoli serve Insigne, ma se Insigne non sta in un momento di forma straordinario, un po' il muscolo impastato, un po' magari sta pensando, insomma, gli serve il gol su azione per sbloccarsi anche psicologicamente, io dico che questo signore qua, Mertens, visto che Spalletti considera Zielinski come titolare da trequartista e vuole cominciare con i 3 centrocampisti, uno sulla tre quarti, ma perché Mertens non può giocare una volta qui? Chi l'ha detto che Mertens non può fare più l'esterno sinistro, visto che Spalletti sta chiedendo molto meno alle ali di accompagnare i terzini e di aiutare, perché se andate a vedere stiamo aiutando molto meno con i terzini, è chiaro, le devono fare le rincorse ma molto meno, ma chi l'ha detto che Mertens non si può mettere qua a fare il trequartista però esterno ed essere un po' più vicino ad Osimhen, signori, perché Mertens quando gioca da sottopunta sempre sui lati se lo va a cercare lo spazio, io la butto lì, poi vediamo se in questi 15 giorni qualcuno la raccoglie, magari poi la chiedono a Spalletti, chi lo sa, ci sarà da divertirsi, ci sarà da guardare le nazionali sperando che nessuno si faccia male. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Forza Napoli sempre, non è successo niente, la corsa per la Champions è in pieno, anzi i numeri sono ancora più esaltanti, non sono numeri da Champions, sono numeri da corsa a scudetto, ma noi non dobbiamo pensare dallo scudetto, noi dobbiamo pensare alla Champions, e per la Champions stiamo ampiamente in vantaggio. Continuiamo così, perché il pareggio nel derby ce li tiene così come eravamo prima. Poi hanno guadagnato dei punti la Juve, però sulla Roma abbiamo guadagnato noi un punto, però la Lazio ci ha guadagnato 2 punti e l'Atalanta ci ha guadagnato 2 punti. Ma che bel campionato alla fine. Ciao, sono Saveria Solita. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.